Magari mi ha fatto ricetta di scorso uditivo. Hai detto, so vedova, si trova una buona figliola di buona famiglia, con un pupurille curvete, soprattutto con un po' di dote. E poi magari fatti una risata, hai pure Donna Cristina, io mi sento ancora un santo giovane del bene. Un santo giovane? È pensionato. E va bene, detto che non ho già che sia lungato. Fatti la parola, chi l'ha passato per lo show? Chi non ha cantato quando viene violenta come cosa ha detto di Margherita? Cristi, bella mia, mi hai fatto fare avanti che ne risate. Ma non ho visto. Margherita è la verità. Non lo so. Ma te è simpatico, lo trovi attraente. Margherita, non lo so. Ma ti piace, senti qualcosa con sto cristiano? Non lo so. Margherita, ma io non mi fai sposare, no, si troppa figlio, aspetta un attimo. Cristi, che non sono decisione che viene a costruire, che mangiamo. Che allora tu mamma sappia che sei. Però ci deve tanto se fai sposare. che stai dicendo? Mamma c'è te. Non dici te tu. Ci capito. Margherita, ma come lo faccio? Che non ha trovato una cosa che io te lo faccio dare. Ma qua questo mascalzone. Ma io tu abiti, Margherita, tu abiti. Ma tu abiti, ma qua? Margherita, chi non ha trovato? Io non tengo manco tu soldi a tu abiti, sa cosa? Facciamoci una bella cosa e non mi parlavo proprio più. Facciamoci una bella risata, e sta fatta una buona famiglia. Mamma, io sto qua, voglio aiutare tutti quanti, ma come lo faccio? Come lo faccio? Mamma, io sto qua, sono venuta. Grazie mamma, grazie. Ma perché devi questa faccia amareggiata? Sei una cattiva figlia. A chi ti raccomandare? Non c'è più, vestito e per la vita. Non ti raccomandare per te scusare. E che posso fare? Io ero fidanzato con Armando Pascolo. Oh, volevo bene. Però poi mi resistono. Promettono che non mi sposi prima che si sposi per te. Ma perché Bernardino è malato? Non potete essere abbandonato su tuo padre. Mamma, ma che posso fare? Non puoi sposare. Chi si obbligava a Bernardina? E così aspettando. O pastore sa niente, io sono rimasta vecchia zia. Ma c'è il primo punto, a cattare sta casa. E quindi resistono. In testa la Geppini che sta da sposare. Non Geppini sa vendere e io mando in chiesa una vita. Ma decidono voi che ha da già fare. Brutta egoista caro. No, mamma, no. Non mi ricevete queste brutte parole. Non lo sai quello che fa. Tu sei la figlia che ci sempre molto più bella. Sì, lo saccio. Ma sicura che grossa e a crescita. Tu ti hai un dovere da sacrificare. Tu essere una mammarella del fratello di Dio. Tu, Matanara, come stai? So piombo, mamma. Piombo è una mala maniera. I vostri stipendi mi portano tutta la casa. In casa non paga niente dei geppini. Ma quanto ce l'ho? 500.000 lire? 5 milioni. Ah, faccio! Uè, non parla stoccate che devi guardare lei. Mamma, ma io ben figlio tutti questi soldi. Fai un quinto sullo stipendio. Vai a giusurare. Pagato l'usurato. Ma voi siete pazza? Uè, chi è pazzo? Ora non un buffottello che ti scommessa. No. Voi mi riceverà così per quando arriverà. E parlano con rispetto, capito? Grandissima scostumata. Rispostella. Sì, certo. Lo saccio che tiene 50 anni. Mentite che sono mamma, sono rimasta a 25. Ma ricordate del buono. Mamma è sempre mamma. Sì. E ricordati pure a Cristina. State sposare. Hanno bisogno di dopo. Tu l'avevi mandato. Ma come faccio? Margherituccia. Mamma, sì. Sembra possibile, voglio sapere. L'hanno chiamata Margheritina, Margherituccia. E allora fai quello che ti ho detto e non discutere. Ricordati che io sono venuta a dormire vicino a me. Ti cantava nonno no. Mamma, io adesso veramente non riesco proprio a risultare. E si una credita che deve una segatura a capo. Non una gente. Te la comanda Cristina. Te la comanda Geppino. Te la comanda Bernardino.
dicendo. È l'unico che ha sbagliato. Ma voi volete che cacchio no, come se la chiama spinto? Comunque chi chiama, non rispondete, è per me. Onesta ti porto tutto quanto. Io sto dentro, non esco. Aspetta, ci aspetta. Ma che buttami, ma lasciami stare, ma guardate che qua che ci è passata stamattina. Io sta troppo nel buco, mi dà paura e sta su. Avete visto mamma? Mi regala le gemane, ma che pagato? Non preoccupare figlia mia, il tuo martirio è finito. E dite a vostro fratello che facesse conto che la moglie è morta. Sta da considerare vedova? Fai comodo, figlia mia, fai comodo. Ma non può parlare, mi ripongo un ceppiglio. Noi non ci intendiamo proprio. Io parlo tedesco e lui parla giapponese. E poi sapete come parli? Cannibalese. Avanti, lasciami dai, aspettate un momento, e questo che cos'è? Ce lo dico ancora la battaglia. Margherita, mia figlia sta di famiglia, allora quando si è sposata. Veramente è ferito la giustizia, tu faccia mio fratello. Ma insomma, non ti vuoi muovere? Non voglio andare via. Esci da questa casa, muoviti! Mamma, ma avete fatto sul paura a me? Mamma, io ci sto provando a mettere pace. Lo sto facendo essere qui davanti, non ti dico pure quanto mi è. Papà, guarda Isabel, ma vedo che si fanno Parigi. Gianni, si non giriamo un amore, da casa, ma è una mossa. Ah, sei imparato a paurare. Margherita, basta, non per lì, non avete pace tra lui e lei. No, vi voglio fare a Wen, sì. Mostrano tutto quanto tu. Gli altri venne discutiamo una volta. Quando ci siamo imparati a parlare italiano tutti qua. Margherita, Che sta? uè Margherita mi ha dato una rossa. È bruciato invece il rockline. A me dammi, a fare una levata fuori che la fai, Margherita, che poi c'è una rosa rossa. Relazione a te. Va buono tutto e cose. Noi ce ne andiamo! Che stai asciugando, che stai asciugando? Noi ce ne andiamo! Ma mi dice ogni passo che era. Noi ce ne andiamo! È stata urcata! È stata più che era nessuno che era. E dici dal cielo! Chi sono morta! Dici dal E cielo! guarda gli altri, sta parlando a noi. Avete recuperato, sbagliato piano. Ah, finalmente non possiamo bucare pochi doni e